Il dibattito è stato ampio, sono stati evidenziati una serie di problemi, una serie di esigenze da parte dei patronati, ma c'è stata anche un'apertura da parte del governo per quanto riguarda la famosa convenzione Ministero degli Esteri patronati, e anche un'ipotesi è stata lanciata dal sottosegretario Giro sui corrispondenti consolari, una sintesi fra il ruolo del console e il ruolo dei patronati. Lei ritiene valida questo passo in avanti o attendeva dal governo una qualche apertura ulteriore? Io credo che ognuno si attende sempre di più, però non possiamo dire di essere contenti dell'apertura che ha fatto il governo, dicendo che, riconoscendo che tutto sommato il ruolo del patronato è un ruolo sussidiario rispetto a quello dei consolati. Abbiamo già molti, come diceva anche Porta, consoli onorari nominati dalle ambasciate rispetto ai funzionari responsabili di patronato. Se si allargasse questo potrebbe facilitare di molto gli adempimenti burocratici dei cittadini, per esempio l'assistenza in vita. In quel modo i patronati potrebbero certificare con maggiore garanzia anche per l'INPS e per le istituzioni l'assistenza in vita, e quindi questo è un passo in avanti. Certamente noi aspettiamo, proprio alla luce di quello che anche diceva il Giro del governo, di verificare i nuovi bisogni della nuova immigrazione, di un'apertura per la Convenzione che non sia soltanto una sancire cosa si può fare tra il Ministero, soprattutto sia in un divenire, sia una sperimentazione continua che venga sempre verificata e allargata a secondo dei bisogni che ci chiamiamo. E secondo l'esperienza che facciamo, quindi non una convenzione statica, ma una convenzione aperta a un confronto permanente tra istituzioni, in particolare consolati all'estero e ambasciate, e patronati. Il Presidente Reboani ha lanciato anche lui un avance nei confronti dei patronati, cioè una collaborazione fra Italia Lavoro e i patronati per quanto riguarda i giovani. Dalla sua condivide questa proposta o pensa che in qualche modo il ruolo del patronato venga un po' trasformato? No, viene integrato, nel senso che siamo molto contenti della proposta di Reboani, del Presidente. Siamo convinti che sia una proposta utile, nel senso che una delle cose che lamentavo io nell'intervento, ma anche è che i giovani vanno all'estero e non hanno punti di riferimento, né sanno cosa fare. Se invece c'è una preparazione insieme tra i patronati e sviluppo Italia Lavoro, sarebbe molto importante, perché in questo caso formiamo una esperienza precedente alla loro andata all'estero dei giovani, in modo che sanno cosa fare e a chi rivolgersi. Molto importante. Quindi un accompagnamento, ecco, i patronati sarebbero accompagnamento e favorevoli formazione e preparazione alle difficoltà che troveranno all'estero.